Eccoci qua. Allora, c'è un video, seguiamolo insieme, ed è in modo particolare sullo street art veronese Cibo, che è stato ospite del congresso SPI nazionale di febbraio. Per cui dopo magari lo commentate anche insieme a noi, vediamolo intanto. Allora, io potrei prendermi un fondo, vediamo. Eccolo qua. Vediamo. Che bel colore. Allora, giallo, è abbastanza. Bene, l'olio. Beh, si inizia sempre con il disegno perché comunque devo partire da casa con i colori e perciò bisogna che sono organizzato. Allora, l'olio lo mettiamo qua di fianco dove sono tutte le scritte che arrivano così. Perciò alla fine c'è tantissima progettazione dietro. Un giorno mi sono stufato di vedere svastiche celtiche invece di cancellarle e basta, perché magari prima le cancellavo e basta. Dopo ho cominciato a disegnare cose da mangiare, ho visto che funzionava e allora ho capito perché funzionava. È leggibile, lo riconosci subito, ti serve una frazione di secondo, al contrario una scritta ci metti di più, è colorato, è bello. Poi ho visto che era figo perché potevi raccontare delle storie. Per esempio su in Lessinia, qua a Verona, c'è un formaggio buonissimo che è il Monte Veronese. Se disegni il Monte Veronese in Lessinia e i fascisti lo rovinano, è come se insultassero tutta la cultura dei produttori. Perciò è anche una forma di difesa. Una caprese, per dire, è un tricolore, un fascista che rovina il tricolore. Dopo non ci arrivano, perché non ci arrivano, però come idea è forte. Beh, quasi tutti vengono rovinati. Ormai sono arrivato a murales che hanno 7 sistemazioni. Perciò comunque sono lavori di anni, sono performance a tutti i livelli, solo che non le faccio in galleria d'arte e non ho degli attori, ma ho dei veri stupidi che mi aiutano. Dobbiamo girare, ok. Perché un ragazzo di campagna si orienta attraverso i campanili. Oh, queste architetture stupende, ci si orienta attraverso queste cose. Contadino lo conquisti facendogli vedere che lavori, che ami il tuo lavoro ed ha funzionato in campagna anche per quello, l'impegno che ci metti, la dedizione, l'abnegazione quasi. Il contadino ti è alleato. Beh, all'inizio rispondevano a tono, svastica la cancellavo, rispondevano con un'altra svastica. Vaccino uccide, fortuna che ho portato la scala. Dopo ho capito chi ero, ho cominciato con le minacce personali. Beh, minaccia ai miei genitori, minaccia a casa mia, una bomba a carta sopra la mia macchina. Il metodo fascista è quello, che è lo stesso metodo che adesso vediamo nei Novax. Uguale, che sono gli stessi, oltretutto. Allora, vediamo un attimo. A Verona non c'è una controparte, a Verona non c'è un centro sociale, non c'è una realtà antagonista, c'è una realtà che è totalmente sbilanciata da una parte. C'è stata una serie di condizioni, sia dalla tifoseria del calcio fino alla politica, associazionismo, tutta una serie di cose, di mezzi e anche risorse che l'estrema destra non ha in altre parti del mondo. A Verona le ha trovate tutte. Ho fatto una foto, mia figlia è veramente... Anche mostrarsi è una forma di difesa. Loro si nascondono perché escono di notte. Io se esco in pieno giorno e sono in pubblico non ho nessunissimo problema, però che fare con dei vigliacchi? È ovvio che non posso andare nei loro bar, nella curva dello stadio dove ci sono loro, ma non ho neanche interesse. Se non mi circondo di stupidi sto bene io. Quando un politico fa un post contro di me, tempo 2 giorni, loro rovinano qualche murales. In una notte ne hanno rovinati 30, da Legnago fino al centro di Verona. Vuol dire che qualcuno ha detto rovinate questa notte, in questo modo, tutti i murales del Cibo, che sono dove sapete voi. Sì, Verona sta cambiando, adesso vediamo cosa fanno, insomma, bisogna anche avere fiducia, insomma, nel cambiamento, io li vedo bene. Non so se lasciarglielo sotto l'olio, ma sì, glielo lascio. Ricordo, imperitura, memoria.
ha una fan base che, se guardi diversi social, alla fine sono 500.000 di persone, cioè è una grande città. Cioè, l'idea ha funzionato, cioè, non sono ricco, perché non diventi ricco, però se altri ti imitano io sono ben felice. Ci sono signore che magari li cancellano con dei fiori, o altri che magari con i loro figli va a cancellarli e basta e me li manda. Buono, cioè io quando le ricevo queste robe qua sono meglio di un bonifico, vuol dire che ho lasciato qualcosa. La caprese a tavola è considerato uno dei piatti italiani per eccellenza, però se noi andiamo a vedere è composto dal basilico, che è originario dell'India, dalla mozzarella, che è originaria della Campania, il pomodoro è della Colombia e se vuoi un filo d'olio devi andare in Siria, perciò alla fine quello che noi consideriamo tanto nostro, a ben guardare non lo è di tutti. A tavola non esistono questi confini che ci inventiamo fuori dalla sala da pranzo. Inoltre non si parla con la bocca piena, perciò a tavola si fa fatica a litigare. Allora, proprio un commento rapidissimo, Fulvio da Zio, in chiusura, ricordando anche un'altra cosa, il progetto Memoria dello SPI. No? Sì, io direi che ha partecipato al nostro congresso nazionale che si è tenuto a febbraio a Verona, d'altronde insomma, essendo anche lui veronese era inevitabile. È un modo intelligente, ironico di far vivere la cultura antifascista, certo, che è quella appunto dell'inclusione, del rispetto degli altri, della libertà di espressione. Vi ricordiamo rapidissimo che siamo in chiusura, progetto Memoria dello SPI. Sì, è un progetto che stiamo portando avanti e che è quello di fare in modo di recuperare i monumenti, le lapidi dedicati a fatti e a figure che hanno fatto la resistenza. Abbiamo ristrutturato un monumento dedicato ai partigiani in provincia di Belluno, vicino a Agordo. L'anno scorso ne è stato fatto uno a Rovigo e stiamo continuando, pensiamo quest'anno di farne anche altri, anche in provincia di Venezia. Stiamo vedendo questo, esatto. Quello di Cavarzas dedicato a Busonera. Anche questo è come è un'attività che facciamo proprio per fare in modo che questa memoria deve essere conservata e valorizzata, certo, in tutti sempre e comunque, perché è a fondamento del vivere democratico del nostro paese. Bene. Se perdiamo la memoria di quello che siamo stati e del perché, è chiaro che a tutto il resto diventa a rischio, insomma, quindi anche certo, la Repubblica, cioè già adesso si parla di Repubblica presidenziale, insomma. Vabbè, non entriamo in questa merda perché siamo fuori tempo massimo. Silvana Fanelli, una battuta perché siamo proprio in chiusurissima. La Costituzione deve diventare il nostro compagno di viaggio per valutare cosa viene fatto in questo Paese. Grazie mille, ringrazio Silvana Fanelli, segretaria CGIL del Veneto, Fulvio Dal Zio, segretario SPI-CGIL di Venezia, per essere stati qui con noi, voi telespettatori di aver partecipato. Rivedete la puntata naturalmente, ma ci saranno occasioni ancora per fare tanti altri approfondimenti. Buon proseguimento, grazie.